Blitz a Villa Devoto degli indipendentisti di Maluento contro i radar anti-immigrazione. Accusa alla giunta regionale per una concessione alla Guardia di Finanza a Capo Sperone. Iniziativa della Repubblica di Maluento contro l'installazione dei radar anti-immigrati. Presidio davanti a Villa Devoto a Cagliari contro Cappellacci. La protesta contro l'installazione di 4 radar da parte della Guardia di Finanza lungo le coste occidentali sarde apre un altro fronte dopo i presidi avviati dagli appositi comitati nelle località interessate dagli insediamenti. A poche decine di metri dall'ingresso di Villa Devoto a Cagliari è scattato quello di Doddore Meloni, presidente dell'autoproclamata Repubblica di Maluento. Al presidente della regione Cappellacci contestano le proteste di facciata sulle servitù militari e chiede di dimettersi per avere già avallato l'iniziativa delle Fiamme Gialle sui radar anti-immigrazione già a novembre dell'anno scorso, ben prima della conferenza dei servizi convocata con le parti interessate. La Giunta, nella seduta del 4 novembre, aveva infatti deliberato di concedere in comodato d'uso una porzione dell'ex semaforo di Capo Sperone a Sant'Antioco proprio per installarvi uno dei sensori radar di profondità per la sorveglianza costiera a mare. La Giunta Cappellacci ridava alla Guardia di Finanza una porzione di immobili di Capo Sperone a Sant'Antioco che lo Stato italiano ci aveva restituito a noi nel 2008. E cioè, in poche parole, nello Stato nel 2008 ci dà e ci restituisce la servitù militare. E cosa fa Cappellacci? Nel 2010 tranquillamente ridà di nuovo alle forze armate italiane l'ex pezzo di territorio già servitù militare fino a quel giorno prima. In contemporanea al presidio, gli attivisti di Maluento hanno anche indetto una raccolta di firme tesa a bloccare la messa in opera dei radar. E dei radar della finanza si parlerà su Monitor domani in diretta dalle 21 tra gli ospiti di Emanuele De Sì in studio e rappresentanti dei comitati che contestano l'installazione. Titolo della puntata SOS Radar. Al tema è inoltre dedicato un sondaggio attraverso i siti internet di Videolina e dell'Unione Sarda.